sente perché sono importanti giornate come quella di oggi, come giornate come quella del Pride? Sono ancora importantissime perché in questo momento, soprattutto in questo momento storico, purtroppo c'è un po' un ritorno indietro, quindi abbiamo tantissimi atti ancora omofobici, abbiamo una comunità che non è ancora, a cui non sono stati riconosciuti ancora tutti i diritti, basti pensare al matrimonio egualitario, in tutta Europa esiste il matrimonio egualitario, noi abbiamo le unioni civili, uno potrebbe dire civili comunque vi danno i diritti oltre a quello di guidare che ci ha ricordato di avere Vannacci. Ecco, non è proprio così perché anche all'estero il coniuge viene riconosciuto come coniuge, mentre andare tipo in Francia e spiegare che noi siamo uniti civilmente è proprio un altro concetto, quindi c'è tutta una prassi anche burocratica diversa, quindi noi lotteremo ancora per il matrimonio egualitario, per esempio. Ecco, voi quest'anno però festeggiate anche un avvenimento importante, il 10° anno del Pride a Treviso. Sì, nel 2016 c'è stato il primo Pride storico nella città di Treviso e oggi festeggiamo il 10° anno. E in questi 10 anni devo dire che Treviso ha fatto dei passi avanti e la città è diventata sicuramente più inclusiva, anche se non ancora tutta inclusiva, purtroppo. Si vede anche dalle scritte che sono uscite anche l'anno scorso sui vari muri della città, purtroppo c'è ancora una parte di cittadini che non riescono a concepire che esista la comunità LGBTQ+.